Veneto Banca, la procura avvia un'inchiesta per bancarotta e si aprono nuovi scenari per i risparmiatori truffati. I tempi di prescrizione infatti si dilatano. Dico sì al censimento dei campi Rom, ma non criminalizzateci tutti. Ai nostri microfoni le parole di una matriarca rom trevigiana. Non siamo diavoli, invito Salvini e Zaia a casa mia. Dopo l'ennesimo episodio di violenza tra Sinti e Rom, il sindaco Mario Conte in sopralluogo in via Bindoni, da dove annuncia d'ora in poi tolleranza zero. Affidare al direttore di Linea d'Ombra la direzione del polo museale trevigiano, il neoassessore alla cultura Lavinia Colonna Preti non nasconde che questo sia l'obiettivo di Casugana. Blitz dei carabinieri in un appartamento trasformato in casa d'appuntamenti a Castelfranco, tra i clienti numerosi professionisti della città che approfittavano della pausa pranzo. Colpivano le auto in corsa per poi fermare gli ignari conducenti ed estorcere loro del denaro con la classica truffa dello specchietto per genitori e figlio 17enne, foglie di via da Treviso per 3 anni. Il Consiglio regionale del Veneto boccia la proposta di introdurre un inno della regione Veneto, ma a molti trevigiani l'idea non dispiaceva, magari con dedica al Piave e agli alpini. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre tornando a parlare del crack Veneto Banca, di una notizia importante che è emersa oggi dal Tribunale di Treviso, perché la Procura ha avviato un'inchiesta per bancarotta e così si aprono nuovi scenari per i risparmiatori truffati perché i tempi di prescrizione si allungano. Crack Veneto Banca, la Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un'inchiesta per bancarotta per distrazione con il primo importante risultato di far slittare in avanti e non di poco i termini per la prescrizione dei reati contestati ai vertici della Popolare di Montebelluna e questo in base al pronunciamento del Tribunale fallimentare di Treviso che ha a sua volta accolto un'istanza di insolvenza per l'istituto di credito. Secondo i giudici era già insolvente prima della cessione del ramo d'azienda Intesa San Paolo, come a dire che Veneto Banca era già fallita un anno fa, già allora non era più nelle condizioni di pagare i suoi creditori. Una bancarotta di proporzioni imponenti, quasi 600 milioni di euro, che lascia prefigurare a questo punto diverse novità. La prima, il possibile coinvolgimento nelle indagini anche di amministratori successivi alla gestione del presidente Flavio Trinca e dell'amministratore delegato Vincenzo Consoli, in particolare chi abbia permesso la vendita di azioni baciate e chi abbia erogato finanziamenti agevolati per evitare che soci intenzionati a vendere i propri titoli indirizzassero altrove i loro investimenti. La cerchia dei potenziali responsabili si allargherebbe e con essa le possibilità dei truffati di rientrare delle perdite. L'avvocato trevigiano Luigi Fadalti, tra i primi a chiedere al Tribunale fallimentare l'insolvenza di Veneto Banca, afferma ora che la decisione potrebbe dar luogo anche ad azioni revocatorie per pagamenti successivi, fra i quali anche le transazioni accettate da molti soci che la scorsa primavera sono rientrati del 15% della cifra persa, impegnandosi in cambio a non aprire contenziosi. Allora abbiamo proprio qui ospite in studio, abbiamo visto citato nel servizio di Linea Paronetta, l'avvocato Luigi Fadalti. Buonasera. Buonasera. Lei è il legale di alcuni dei risparmiatori di Veneto Banca. Allora, una buona notizia per i risparmiatori intanto, possiamo dire questo? Sicuramente sì, una decisione anche coraggiosa perché obiettivamente il Tribunale si è trovato a dover valutare una situazione molto complessa. Ritengo però che vi fosse un elemento non controvertibile che faceva ritenere che già al giugno del 2017 Veneto Banca fosse in condizioni tecnicamente di insolvenza, cioè di incapacità di adempiere con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, ovvero sia l'intervento del governo con un decreto legge che, come ricorderete, ebbe a sospendere il rimborso di un certo pacchetto di titoli obbligazionari. Oggi si apre uno scenario nuovo, vi è possibilità di accertare altre e diverse responsabilità anche in capo agli amministratori che sono succeduti alla gestione Trinca Consoli. Mi domando se i commissari liquidatori che si sono opposti alla dichiarazione dello stato di insolvenza possano restare al loro posto o non debbano invece essere sostituiti. Certamente l'aprirsi di nuove prospettive anche con riguardo ai termini di prescrizione di accertando i reati è una notizia positiva.
Lei in tempi non sospetti, quando si parlava proprio del rischio prescrizione, si era detto ottimista proprio su questo fronte. Sì, mi ero detto ragionevolmente ottimista, non era l'ottimismo per l'appunto della ragione, non era così una prospettazione meramente astratta, perché mi pare che la vita di Veneto Banca, e purtroppo la morte di Veneto Banca, abbia più responsabili che vanno oltre quelli che sono già stati a suo tempo imputati a Roma e che sono oggi nuovamente indagati a Treviso. Io ritengo peraltro, come ho sempre detto, che sia una situazione che richiede un intervento di carattere politico e penso anche che oggi anche Banca Intesa dovrebbe fare una riflessione sulla eventualità di por mano al portafoglio. Ecco, tecnicamente allora adesso faccia conto di avere i risparmiatori, insomma, che lei segue come avvocato. Cosa può accadere? Cosa può accadere? Si è parlato anche della revoca, della transazione. Tecnicamente allora, quali possono essere i percorsi, le variabili? Allora, io ritengo che chi ha aderito alle transazioni non possa essere oggetto di revoca dei danari così ottenuti. Vero è piuttosto che per chi ha proposto quella transazione e l'ha poi realizzata potrebbe ipotizzarsi un reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, ovvero sia aver effettuato dei pagamenti ad alcuni creditori sociali in danno di altri. In linea generale posso affermare che si riapre anche tutto il rapporto che riguarda la cessione dell'azienda in favore di Banca Intesa, che ha investito, anche qui, come tutti sanno, anche la Banca Popolare di Vicenza. E questo può sicuramente rappresentare, per chi si è trovato privato dei propri risparmi, una buona prospettiva di realizzarne, se non tutti, almeno in parte. Ma in che senso potrebbe influire sull'acquisizione? Allora, l'interrogativo è se quel contratto, ancorché sia la conseguenza di un provvedimento normativo, perché vi fu un decreto legge poi convertito in legge, possa tuttora ritenersi valido anche a fronte dell'accertata condizione di insolvenza della banca nel momento in cui è stata posta in liquidazione coatta, o se invece quel contratto non possa essere, mi esprimo in modo tecnico ma per volgarizzare il concetto, non possa essere posto nel nulla, con tutta una serie di conseguenze difficilmente prevedibili. Questo sì, è uno scenario veramente difficilmente prevedibile. Beh, lo scenario è nuovo, certo. E questa è una dichiarazione di stato di insolvenza seguente a una liquidazione coatta amministrativa molto diversa rispetto alle 4 banche del centro Italia, per capirci, insomma, più famose di tutti è Banca Etruria, per ragioni note, perché lì tra l'altro l'iniziativa fu assunta proprio dal commissario o dai commissari liquidatori e lì c'era all'origine un quadro di conclamata incapacità delle banche di far fronte ai propri impegni. Qui la situazione era obiettivamente molto più articolata. La sentenza del Tribunale di Treviso è estremamente complessa ed è difficile riassumerla in poche parole, ma la sostanza del ragionamento è che, perlomeno per quello che io sono riuscito ad intenderla, è che fatti due conti, messi il dare e l'avere su due colonne, d'altra parte questa è la partita doppia, detta anche partita veneziana, per cui è una creazione nostra, il saldo era necessariamente negativo ancora un anno fa. E quindi, come se uno avesse dovuto gestire una piccola bottega, non poteva pagare i propri debiti. La banca non poteva pagare i propri debiti. Grazie, allora, grazie all'avvocato Luigi Fadati che ci ha spiegato questi importanti scenari che veramente potrebbero essere davvero fondamentali per il proseguo del percorso dei risparmiatori. Grazie ancora all'avvocato Fadati. Noi continuiamo con il nostro telegiornale e parliamo di Rom. Parliamo perché il dibattito sulle parole di Matteo Salvini, del ministro dell'Interno Salvini della settimana scorsa, continua a essere acceso ed è un dibattito che si estende anche alla comunità rom. Allora abbiamo sentito una matriarca rom che vive a Treviso e che commenta così le parole di Salvini. Sono una rom. Che cognome fa?
Udoro Silvana. Lei non è una zingara qualunque, ha 65 anni, da 40 non vive più in una roulotte ma in una casa, questa, a Treviso. In compagnia di 3 dei suoi 26 nipoti e bisnipoti ci invita ad entrare e confida di stimare Matteo Salvini e il suo censimento sui Rom. Proposta, per Rom sembra che come Hitler che è venuto una volta e ci metteva un campo concentramento e ci ammazzavano tutti quanti, ebrei e zingari erano sotto mira di loro. Io penso che Salvini non è così, io lo vedo giusto quello che sta facendo da una parte, però no che prende diti, timbri, schede di cittadini italiani e Rom che sono tanti anni qua per tutta l'Italia, che sono cittadini, che hanno sue case, che hanno lavorato, poveretti. E quando le si dice che noi italiani il più delle volte si pensa agli zingari come ladri, truffatori ed estorsori, rivela. Non dico che siamo angeli, ma nemmeno non siamo diavoli. Il censimento con la polizia andrebbe fatto anche in sede parlamentare, soggiunge. Diventano peggio di Rom, diventano peggio. Cioè ladri? Ma ladri sì, carissima, ladri, hanno derubato, non è che sono andata io dentro, ma si vede su televisione, parlano loro tra loro, però loro non si mangiano tra loro, lupo la sua carne non la mangia. Nel frattempo tra gli zingari del resto d'Europa si sparse la voce del censimento italiano, generando una paura diffusa, racconta. Hanno paura a venire, hanno paura a entrare, perché hanno visto, secondo loro, che l'Italia è più pericolosa per Rom, che Salvini vuole fare come Hitler che faceva una volta, che prendeva tutti i Rom, li schedava, li faceva, e questo hanno molto paura per questo. L'invito a Salvini di tornare a Treviso per trascorrere insieme a Zaia una giornata con lei e la sua famiglia affinché possano conoscere meglio gli zingari e le loro tradizioni. Per incontrare anche Zaia, anche Salvini, con gran piacere, che gli offro un buon caffè, che parliamo, che devono vedere cosa significa Rom. Rom significa amore, perdono, molto, amore e perdono. Intanto però in via Bindoni c'è stata l'ennesima rissa tra Sinti e Rom, e allora oggi sopralluogo del sindaco Mario Conte che dice tolleranza zero. Una strada dove la gente evita di passare e la quotidianità è una via blindata per i residenti. E questa oggi via Bindoni, davanti al carcere di Santabona. Case popolari assegnate ai Rom che un tempo vivevano nel piazzale tra Fiera e Selvana, sgomberate dall'allora sindaco Gentilini. E da qualche mese luogo dove sono state parcheggiate 2 roulotte di altrettante famiglie Sinti, una scelta che sta innescando in continuazione tensioni che sfociano in violenze a tutte le età. L'ultima ieri pomeriggio tra giovanissimi, finita in una sfida in strada, coltelli in mano tra genitori, che solo grazie all'arrivo delle forze dell'ordine non è finita nel sangue. Etnie che non si sopportano e che temono costanti ritorsioni ad ogni minima azione. Per questo chi ci parla non vuole essere inquadrato. La situazione qui in via Bindoni, quando c'era Manildo e il sindaco, hanno mandato qua dei Sinti con le roulotte, che li hanno sistemati così alla buona. Non è una cosa da civili questa cosa qui. O prendere un provvedimento di dare le case popolari adeguate alle famiglie, al nucleo familiare, non gente con 5-6 bambini su una casa piccola, che prendono provvedimenti di spostare questa gente, perché qui un giorno viene fuori un macello, per niente poi. E per capire meglio la situazione, oggi pomeriggio il sindaco Conte si è recato tra case e roulotte con un messaggio ben preciso per tutti. Non abbiamo intenzione di lasciare la situazione così com'è, ci sono dei nodi che vanno risolti, coinvolgerò il questore e la prefettura perché la situazione è esplosiva, quindi da troppo tempo i cittadini subiscono questi disagi legati appunto alla presenza di 2 etnie diverse, bisogna prendere delle soluzioni drastiche, così non si può andare avanti, la festa è finita per tutti. Tanto oggi sul fronte della nuova giunta esordio con un tavolo tecnico per il neo assessore al turismo e alla cultura Lavinia Colonna Preti, che non nega trattative in corso con Marco Goldin per la direzione del polo museale trevigiano. Treviso con la Marca intorno. E questo è l'esordio del neo assessore al turismo Livia Colonna Preti sul tavolo tecnico che si è tenuto con gran parte dei comuni della Marca. Arriveremo ad un progetto per dare un'immagine degli strumenti unici,
per Treviso e tutta la sua provincia, i comuni, le reti di imprese, i rappresentanti delle associazioni che partecipano alla cabina di regia, e che si tradurrà in una promozione concreta per la nostra città e per tutto il nostro territorio. Che significa nell'atto pratico più forza e più fondi per la promozione del territorio in tutto il mondo, ma anche una gestione coordinata di luoghi ed eventi a Treviso e negli altri comuni della Marca. Un primo passo importante mentre si pensa già ad un altro fronte tra cultura e turismo, quello dei musei trevigiani. Qui a breve il direttore Emilio Lippi lascerà il timone per la pensione e l'ambizione è grande per un sostituto di alto livello. C'è chi dice che il suo posto possa essere preso da Marco Goldin. Certo, e sicuramente sarà una delle prime tematiche che andremo a affrontare. Sicuramente parleremo anche con Marco e sarà un argomento che porterò alla prima riunione di giunta mercoledì prossimo, e quindi aspettatevi delle novità entusiasmanti per quanto riguarda la fruizione dei musei e per quanto riguarda nuovi contenuti. Domani intanto il primo consiglio comunale dell'era Conte, volti nuovi e veterani, riconferme e ritorni come quello di un volto che può vantare 43 anni di servizio alla città. Allora torniamo indietro con le immagini a un consiglio comunale del 1986. C'era molta attesa questo pomeriggio per la convocazione del Consiglio Comunale cittadino. Telegiornale di Antenna 3 del 1986, quando l'attuale sindaco Mario Conte aveva 7 anni. Tra gli assessori dell'ennesima giunta Mazzaroli c'era lui, Vittorio Zanini, che già a quel tempo vantava 11 anni di presenza tra i banchi del Palazzo dei 300. Vale la pena sentire un passaggio del servizio di allora, guardando i volti del sindaco di allora e della giunta pentapartita, fatta dei volti di Tullio Guadagnin, vice sindaco, degli assessori Valeria Zagolin, Nilo Bettero, Vincenzo Miceli e il giovane Vittorio Zanini con il referato allo sport. E sotto con un altro argomento di fuoco, la difficile situazione della ditta Franchin. 32 anni dopo, ma soprattutto con un quinquennio a bordo campo della politica trevigiana, Vittorio Zanini da domani torna tra quei scranni, svelandoci una singolare coincidenza. Nella mia professione, tra gli altri bambini, ho fatto nascere anche Mario Conte, quindi sono particolarmente orgoglioso. Il secondo aspetto è che io ho vissuto, diciamo così, nella Prima Repubblica, nella Seconda Repubblica, forse adesso siamo arrivati alla Terza Repubblica, e quindi devo ringraziare Dio appunto che mi ha dato la possibilità di offrire una continuità di impegno nei confronti della città di Treviso. La cronaca adesso che ci porta a Castelfranco con una casa a luci rosse. Appartamento a luci rosse scoperto dai carabinieri di Castelfranco Veneto. Ci andavano in pausa pranzo operai, impiegati e professionisti che pagavano la prestazione sessuale dai 30 ai 50 euro. Prezzi stracciati. A prostituirsi 2 donne cinesi di 33 e 38 anni senza permesso di soggiorno. La casa ad appuntamenti nel quartiere di Borgo Pieve, dove degli italiani avevano affittato l'appartamento a una cinese di 43 anni domiciliata a Milano. Affitto poco più di 400 euro al mese, cifra che la donna, di fatto la maîtresse, intascava in mezza giornata, visto il giro di clienti, una decina al giorno. Un via vai in uno dei condomini di fronte alla stazione che andava avanti da almeno 6 mesi e che ha insospettito i residenti. Le segnalazioni ai carabinieri hanno portato alla scoperta dell'attività illecita di cui nel quartiere i più non si erano accorti. Tutto bene a chiuderlo? Certo, anche massa, però piuttosto di vedere sulle strade forse meglio quelle stanze là. Non va bene così, come facciamo qua? Dove siamo? In che paese? Di meraviglia? Facciamo queste cose brutte, non si fa. No, io non accetto questa cosa. La gente seria che lavora non fa queste cose, quindi io poi sono contraria all'uso della donna come oggetto. La 43enne cinese è stata denunciata a piede libero per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le 2 connazionali sono già state accompagnate dai militari nel CIE di Ponte Galeria, vicino Roma, da dove saranno rimpatriate. Al vaglio la posizione dei proprietari dell'appartamento. I carabinieri stanno svolgendo approfondimenti per arrivare alla confisca. E ora un'intera famiglia che estorceva denaro con ormai nota truffa dello specchietto.
con quello che in un primo momento era sembrato un bastone nero, sporgendosi dal finestrino di una Ford Kuga, cercava di colpire le auto in transito. La scena è stata segnalata ieri a mezzogiorno alla sala operativa della Questura. La polizia, intervenuta in Viale Europa a Treviso, ha rintracciato il veicolo a bordo del quale viaggiavano 3 italiani senza fissa dimora, tra cui un ragazzo minorenne che seduto sul sedile posteriore cercava, brandendo un pistone idraulico danneggiato, di colpire la carrozzeria delle altre autovetture. La cosiddetta truffa dello specchietto. I 3 originari del sud Italia affermavano gli ignari automobilisti sostenendo che il colpo secco che avevano appena sentito altro non era che quello dello scontro con la loro Ford e con prepotenza e cogliendo alla sprovvista le vittime, spesso anziani, si facevano pagare i soldi di un danno mai avvenuto. Padre e madre, entrambi 45enni, e il figlio 17enne sono risultati avere una sfilza di precedenti. Il minore è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere. A tutti è stato notificato un foglio di via obbligatorio da Treviso per 3 anni, firmato dal questore. Infine 777 euro di multa perché la macchina era sottoposta a fermo amministrativo. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta telegiornale di Treviso, ancora la cronaca in primo piano. Parliamo di 2 incidenti stradali avvenuti in mattinata a Salgareda e a Maserata sul Piave, con un bilancio di ben 6 feriti. È di 6 feriti il bilancio di 2 incidenti avvenuti stamattina a Salgareda e Maserata sul Piave. Il primo sinistro poco dopo le 5:30, all'alba in località Alzeri, lungo via Roma. 2 auto, una Citroen C2 e una Renault Clio, si sono scontrate frontalmente e dopo l'impatto sono entrambe finite nei fossati che costeggiano la strada, con la prima utilitaria che si è ribaltata. 2 i feriti, una 34enne moldava e un giovane marocchino di 24 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza e le ambulanze del SUEM 118 di Oderzo e San Donà di Piave. Nessuno dei 2 è fortunatamente in pericolo di vita. Poche ore dopo, verso le 8:15, un altro incidente stradale, questa volta in via Piave a Maserata. 4 le vetture coinvolte, altrettanti i feriti. I 2 più seri sono stati trasportati all'ospedale Cafoncello. Si tratta di un 27enne di Codogné e un 52enne di Arcade. Sul posto polizia stradale 118. Allora parliamo del caso dell'inno Veneto. Come sapete abbiamo raccontato anche nelle telegiornali del Veneto e di Venezia la bocciatura del Consiglio regionale, una maggioranza spaccata peraltro sulla idea di istituire nel Statuto del Veneto anche l'inno del Veneto, un inno particolare da scegliere poi peraltro ancora. Ebbene, una decisione che ha alimentato il dibattito politico in regione. Abbiamo chiesto ai veneti, ai trevigiani in questo caso, cosa pensano, cosa penserebbero della possibilità di avere un inno anche del Veneto. A molti non sarebbe dispiaciuta l'idea, altri invece non la ritengono giusta. Sentiamoli. Il Veneto ce lo deve avere o no il suo inno ufficiale? L'inno. Sì, certo. Io sono per la canzone del Piave, la leggenda del Piave. Una roba così, una roba che ricordi gli alpini, una roba del Piave, una roba che ricordi il nostro territorio. Perché no? Ci starebbe bene. In molti la vedono come una cosa che sembra, come dire, dividere dall'Italia e quindi non va bene. Ma non credo, perché in Sicilia, in Calabria, anche loro hanno le loro canzoni che ricordano la Sicilia, che ricordano il Lazio, ad esempio Lazio, Stornelli, tutte quelle cose là. Allora io di sì. Noi no. Io sarei un po' contraria, ma perché sono italiana, quindi per me l'inno è l'inno italiano. Favorevole, perché è giusto, se una persona è un po' patriottica, è giusto che abbia un inno e quindi ci sia. Beh, abbiamo magari anche altri problemi in questo momento, forse non è una prima preoccupazione, quindi non... Secondo me sì, viva le differenze, perché no? Noi a Firenze siamo così, siamo abbastanza contrari a prescindere, anche se abbiamo una tradizione di governo di sinistra. Io sono favorevole. La situazione attuale mostra molto odio nei confronti di tutto ciò che hanno fatto i nostri nonni per unire l'Italia. Questo potrebbe portare, secondo me, a rovinare tutta sta bella cosa che era stata fatta tanti anni fa. Ma la Toscana il suo inno ce l'ha? Che io sappia no, però mi voglio impreparato, mi dovrei informare. Io sono per la Fiorentina, posso cantare l'inno della Fiorentina, Garriscio al vento e l'avaro viola.
Adesso la pagina del lavoro e dell'economia, con le prossime 30 nuove assunzioni nel nuovo quartier generale a Castelfranco del gruppo Stiga, colosso del settore del giardinaggio. I numeri: 30 le nuove assunzioni per il nuovo centro direzionale per l'Italia di Castelfranco da 2.500 metri quadrati. Il primo passo di un investimento di 25 milioni che porterà nei prossimi 3 anni l'azienda ad assumere. È il progetto della nuova Stiga, ditta specializzata nel mercato del giardinaggio anche con segmenti e sviluppo dell'alta tecnologia. Questo è un investimento che dà il senso di quanto questa azienda negli ultimi anni stia crescendo nel fatturato, stia crescendo nei propri risultati e stia crescendo anche dal punto di vista dell'organico. 700 dipendenti impiegati nei 2 stabilimenti di Castelfranco e Resana, oltre a 150 addetti stagionali, per 507 milioni di ricavi registrati nel 2017, con una crescita dell'8% in più, il 90% generato dall'export. Per il nostro territorio questa è un'azienda che ha un grandissimo valore, un valore storico, perché è un'azienda che è nata un bel po' di anni fa, che ha attraversato un momento difficile ma che però dimostra oggi di poter ancora essere uno dei protagonisti del mercato. Il nuovo quartiere generale già inaugurato. Di conseguenza abbiamo voluto creare un fabbricato che parlasse un pochettino di noi. Parlare di noi vuol dire essere un fabbricato rispettoso dell'ambiente, che si occupa di risparmio energetico e che parla con l'ambiente in maniera positiva. Gli autori della cinquina finalista del premio Campiello domani sera a Cornuda per un incontro pubblico, tra di loro il trevigiano Francesco Targhetta. Anche il trevigiano Francesco Targhetta, 38 anni, autore delle Vite potenziali, tra i 5 finalisti del premio Campiello, che sarà possibile incontrare domani sera nell'auditorium della Tipoteca Italiana di Cornuda, che alle 20:45 ospiterà il secondo appuntamento pubblico del tour letterario della 56esima edizione del concorso nazionale di narrativa italiana contemporanea. Una serata dunque di lettura e riflessione con brani tratti dai romanzi finalisti, commenti e dibattito, e con il contributo di studenti e finalisti del Campiello Giovani, faccia a faccia con gli autori della cinquina selezionata dalla giuria presieduta da un altro trevigiano, il magistrato Carlo Nordio. A Cornuda dunque Francesco Targhetta, ma anche Elena Janecek, autrice della Ragazza con la Leica, Ermanno Cavazzoni con La galassia dei dementi, Davide Orecchio con Mio padre la rivoluzione, Rossella Postorino con Le assaggiatrici, opere selezionate da una giuria di cui fanno parte anche lo storico d'arte Filippo Daverio e il cantautore Roberto Vecchioni, autori impegnati in un tour letterario che li porterà da qui a fine luglio in tutta Italia. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con Vai 10 fra pochissimo, lo dicevamo anche nel corso del telegiornale, domani il primo Consiglio Comunale dell'Era Conte per parlare di questo e del primo dibattito sulla nuova giunta. Questa sera con noi 2 esponenti del Consiglio Comunale che hanno ottenuto anche tra quelli che hanno ottenuto più voti all'ultima tornata elettorale al voto, e quindi con noi Roberto Grigoletto del Partito Democratico e Riccardo Barbisan della Lega Nord. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Prevale un tempo asciutto sulle nostre regioni, anche se qualche disturbo ci sarà. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tanto sole, il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori, specie al mattino. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità ovunque, con cielo spesso coperto e anche con qualche rovescio sul bellunese. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 20 e 28 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione il cielo infatti si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto, con qualche pioggia sparsa ma piuttosto frequente, possibile in particolare sui settori alpini e prealpini. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 19 e 22 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato con cielo poco nuvoloso sui settori meridionali, qualche addensamento in più invece sulle aree montuose di confine, anche con qualche acquazzone associato. Temperature minime tra 11 e 12 gradi,
massime oscillanti invece tra 24 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.